Sono la presidente dell'associazione Codice Segreto, che all'interno di Domus di Luna si occupa di creare momenti di integrazione e socialità rivolte a persone con disabilità intellettiva. Cosa c'è dietro di voi? Vedo delle persone che stanno facendo qualcosa. Dove siete in questo momento? In questo momento siamo all'interno di Casa Futuro, che è un immobile che abbiamo acquistato proprio di fronte al centro sociale Exme per preparare alla vita futura appunto i nostri giovani, e quelli alle mie spalle sono appunto loro che si danno da fare e stanno facendo i volontari in questo periodo di fermo forzato dalle nostre attività, e quindi grandi pulizie e ristrutturazioni in avvio all'interno della casa. E qual è la criticità che hai incontrato o che incontri quotidianamente, se ce n'è una? Senti a volte dei limiti rispetto a quello che vorresti fare? Io penso che i limiti, a differenza di ciò che si possa immaginare, siano proprio nelle altre persone, non nei nostri ragazzi, quindi a volte è difficile riuscire a inserirsi, a integrarsi nella società, nella realtà, perché non tutte le persone capiscono, fanno un passo avanti e sono a volte anche intimorite da quelle che sono le differenze. Noi abbiamo un bagaglio di differenze importanti, quando dico noi dico tutti. I nostri giovani penso che abbiano davvero tanto da dare, non peraltro chiamarle differenti abilità a noi piace, perché ci sono le abilità, però bisogna avere il tempo e la pazienza e la volontà di volerle scoprire. Questo è un ostacolo grande. Tre parole meravigliose: tempo, pazienza e volontà per poter scoprire come dare una mano, come essere utili agli altri. Francesca, io ti ringrazio.